Vittina Crozza è la canzone più manipolata e oltraggiata della tradizione siciliana. L'allegro refrain tra l'alleru lallà non ha nulla a che vedere con la versione originale e anzi ne travisa il senso e ne mortifica l'intento e che ha finito per modificare il significato di una canzone che parla di sofferenze atroci e che è una drammatica invocazione di giustizia e di fede. Questo è il pensiero di Sara Favarò, scrittrice e autrice del libro La vera storia di Vittina Crozza, autori, miniere, morte e misteri. Protagonista della canzone è Ena Crozza, ossia un teschio che attraverso il suo racconto si fa promotore di una forte denuncia sociale. Vittina Crozza è un canto che nasce a Favara e non è nemmeno così antica come da molti si vuole, non è un canto del Settecento nemmeno dell'Ottocento, è un canto che è nato a Favara nel 1950, ha una data ben precisa, allorquando il regista Pietro Germi venne a Favara per filmare Il cammino della speranza. E fu qui che un signore che era stato minatore, poi contadino, certo Gibardo, riferì al regista le parole di quello che non era ancora una canzone, ma era una sorta di canto funebre, era una sorta di poesia. Germi rimase molto colpito da questa realtà tremenda che era quella dei minatori che purtroppo morivano senza avere il conforto della Chiesa, se morivano per una disgrazia all'interno delle miniere, perché erano tanti purtroppo i preti che allora vietavano che si suonassero le campane a morte e che si svolgessero le esequie funebri, la cosiddetta messa da morto. Cosa troverà il lettore in questo tuo libro? In questo mio libro troverà più di 20 anni di ricerca per cercare di capire come una canzone così triste, dal titolo già funesto che dice "Ho visto un teschio", possa poi avere quell'aggiunta nefasta di "L'alleru, l'alleru, l'alleru". Cioè, io mi sono chiesta, se la canzone dice "Ho visto un teschio", ma che c'è da ridere a vedere un teschio? Che c'è da essere allegri? E da lì è partita la mia ricerca fino a quando sono arrivata a Favara e alla nascita di Vittina Crozza, a scoprire chi ne è l'autore, chi ne è il compositore, tutte cose che si davano per anonimo, tant'è che furono più di 100 gli arrangiatori discografici, parolieri che vollero registrare Vittina Crozza a proprio nome per mero vantaggio economico. La storia, narrata da Sara Favarò, ha dell'incredibile. Con intensa indignazione ripercorre l'ostracismo perpetrato dalla Chiesa del tempo nei confronti dei minatori morti nelle zolfatare. I loro resti mortali non solo spesso rimanevano sepolti per sempre nell'oscurità perenne delle miniere, ma per loro erano precluse onoranze funebri e persino, insiste il teschio nella canzone, un semplice rintocco di campana. Il libro è stato presentato al Castello Chiaramonte di Favara su iniziativa del Comune, la Proloco Castello, il Centro Studi Antonio Russello, Riberarci e il Caffè Letterario di Favara. Ha coordinato l'incontro Antonio Liotta, editore di Medinova e vice sindaco di Favara. Con il contributo artistico di Antonio Zarcone e Mimmo Pontillo, le letture di Sara Chianetta. Presenti assieme all'autrice Sara Favarò, il critico letterario Mariza Rusignolo e il responsabile del Centro Studi Miniere di Zolfo di Lercarafriddi, Pippo Furnari. Favara sembra essere un tutt'uno non solo con la sua tradizione solfatara, ma anche con Vittina Crozza. Esattamente, perché le zolfare, il mondo delle zolfare alla fine hanno creato le condizioni per nascere un canto popolare che è riconosciuto, è apprezzato, è cantato in tutto il mondo, ed è proprio la sofferenza della miniera che porta l'autore, in questo caso il favarese Giuseppe Cibardo,
Bisaccia a scrivere questa canzone, a inventarne la melodia, che poi è stata trasformata in musica vera e propria da Franco Licausi. Sara Favarò ci fa scoprire anche delle cose particolari sul mondo della solfara, sicuramente un mondo di sofferenza. Ma sicuramente perché lei ha fatto più di 25 anni di ricerche su tutti i canti, sulle origini, sulle similitudini, e quindi è riuscita a tirare fuori documenti importantissimi che danno ragione e vita all'autore della canzone, la canzone che nasce a Favara, e nello stesso tempo a dissipare tutti i dubbi che c'erano su questa origine del canto. Il lavoro di Sara ci dà la possibilità, al di là della ricerca sul testo, su Vittuna Crozza, ci dà la possibilità di affrontare ancora una volta la vita del zolfare, la dura vita di questo mondo che ha segnato gran parte della Sicilia, la dura vita dello zolfo, dell'organizzazione per l'estrazione dello zolfo, e la parte più dura, più severa delle condizioni di vita era quella dei cherusi. Questi bambini che molti di loro venivano venduti dalle famiglie ai sovrastanti, poi nelle diverse zone magari si chiamavano in maniera diversa, venivano dati in affitto, fin quando non veniva riscattato la somma che veniva data alla famiglia, somma che raramente veniva riscattata. Perché lei, attraverso questa canzone, riesce a delineare il contesto socioculturale delle zolfare e quindi dà dignità letteraria, come tanti altri autori, a questa canzone, e quindi si inserisce nel solco di Verga, di Pirandello, delinea un'altra Sicilia, una Sicilia parallela a quella bellissima Sicilia che era tanto stata esaltata da Goethe nel suo viaggio in Sicilia. La verità è quella che Sara delinea, cioè è una verità che è stata molto delineata attraverso le inchieste, attraverso le ricerche, attraverso i lessemi che sono stati e le varianti che sono state messe in questa canzone. Alla fine lei ha una sua verità, che è la verità più accettabile tra tutte quelle che sono state dette.